Buongiorno, le principali notizie. Oggi il rientro di Sant'Agata dopo una lunga processione, la salita di San Giuliano, cominciata alle 11 il canto delle monache, il rientro alle 13 in cattedrale, fra la fede e la commozione dei devoti. Il giro interno di Sant'Agata, tutto l'insegna della sicurezza nella notte, rallentato dal maltempo, la diretta attraverso Devoti Tutti, sulle nostre reti su Sicilia Web ha documentato tutti i giorni della festa. L'altra faccia della celebrazione, ora si lavora per rimuovere tonnellate di cera e segatura, chiusi un tratto di Vietnè via Caronda, le operazioni di bonifica dureranno 3 giorni. Ponte sullo Stretto di Messina, il Consiglio dei Ministri ha confermato l'intenzione di realizzarlo, ma sulla scelta dell'esecutivo scoppia una nuova bufera politica. Il report di Lega Ambiente sulla raccolta differenziata boccia in parte la Sicilia, maglia nera per Palermo e Catania, dati positivi invece per Messina, comune virtuoso rifiuti free. Calcio, domani alle 17:15 il Palermo in campo al Barbera contro l'Empoli, probabile l'esordio dell'ultimo arrivato Dennis Johansen. Calcio, ancora venerdì di riposo per il Catania che tornerà ad allenarsi domani mattina, martedì prossimo appuntamento di campionato alla Massimino contro l'Audace Cerignola. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti. Dunque Sant'Agata è rientrata in cattedrale alle 13 e così si è da poco conclusa la nostra diretta che attraverso le emittenti Sicilia, Antena Sicilia e Telecolor, ma anche Sicilia, il sito Sicilia Web, vi ha raccontato ogni momento, ogni attimo della festa. Ci colleghiamo con Lorena Dolci che è ancora a Piazza Duomo e dunque a te Lorena. Grazie Giusy, come dicevi tu, un giro lunghissimo. Sant'Agata è rientrata soltanto a luna, come ormai da dire la verità accade negli ultimi anni. La piazza che era riempita all'inverosimile di devoti si è svuotata, lo vedete, rimangono le transenne nel corridoio interno e anche c'era una robusta presenza di forze dell'ordine che hanno accompagnato questa festa all'insegna della sicurezza e spesso hanno proprio accompagnato il cordone. È una festa che è andata avanti, questa processione del giro interno, per molte ore. C'era un'allerta gialla che però non si è verificata perché il vento, le raffiche di vento annunciate non ci sono state e che si è dispiegata con grande lentezza, come hanno sottolineato tanti. Ma vediamo una sintesi nel giro interno in questo servizio. Sono le 11:40 in via Crociferi, cala il silenzio e le monache di adorazione perpetua intonano il loro canto sul sagrato del monastero di San Benedetto davanti al fercolo di Sant'Agata. Sono le parole della preghiera che la Vergine martire rivolse a Dio quando stava per morire tra le mura del suo carcere. La giornata del giro interno era incominciata molte ore prima, alle 17:15. Sant'Agata si affaccia su Piazza Duomo, salutata da un tripudio di applausi e fuochi d'artificio. La processione procede lenta e composta per tutta la notte. Le candelore precedono di molto il fercolo, ma il fiume enorme di ceri accesi è impressionante. L'edizione del 2026 accumula il record di ritardi, come i tempi lentissimi prima di arrivare in piazza Cavour. Il fercolo staziona in via Caronda più di 4 ore. Alle 7 arriva in piazza Cavour, gremita di devoti. Alle 7:30, con la luce piena del giorno, partono i tradizionali fuochi del borgo, durati circa 10 minuti. Poi il lento arrivo del fercolo ai 4 canti, dove si discute per diversi minuti sulla possibilità di effettuare la salita di San Giuliano. La strada è bagnata per via della pioggia e ancora molto scivolosa per via della cera. Alle 10:30 Capovara e Questore danno l'ok ufficiale per affrontare la salita di San Giuliano, uno dei momenti più attesi e preoccupanti del rientro. E qui, in cima alla salita, che l'arcivescovo Renna canta l'inno a Sant'Agata. Tu che splendi in paradiso. Alle 11 parte la salita a passo lento. Chiaramente a passo, molto lenta. Bellissimo, lo stuolo che non si è svuotato nella parte alta. 5 minuti dopo l'arrivo all'angolo con via Crociferi. Per tanti disastri, incidenti
Abbiamo visto alcuni dei momenti più belli di questa lunghissima giornata. Fra le novità c'è stato il discorso, l'intervento che Madre Superiora delle Monache, Madre Cecilia, ha voluto fare, alzando la voce chiara e forte anche da parte di queste monache che rimangono tutto l'anno a pregare per noi, e che ha voluto rivolgersi al popolo di Agate. E poi il fatto che nelle prime ore della mattinata, ancora prima dell'alba, c'è stato un acquazzone, sia pure breve, che però ha reso sdrucciolevole le strade, anzi soprattutto la salita di San Giuliano, e quindi alcune candelore sono state bloccate, altre invece erano già partite e quindi non si sono fermate e hanno raggiunto la sommità. E poi i ritardi naturalmente sottolineati da più parti e anche dal sindaco trentino. Sentiamo il suo commento a proposito di questi fuochi fatti alle 7:30, cioè ormai quando già c'è piena luce. Stamattina si è discusso moltissimo sulla dilatazione della festa, sulle ore, su questa processione che è diventata lunghissima, i fuochi sparati al borgo alle 7:30. Allora, io non voglio anticipare nulla, però è chiaro che a questo punto, come soggetto che deve anche limitare i costi rispetto a iniziative che non hanno alcun senso, ma se continua così, continuiamo a fare fuochi che nessuno vede? Se in Piazza Borgo la scelta è quella di arrivare quando già il sole è sorto, io rivedrei certe cose, quindi dobbiamo metterci d'accordo. Poi col mondo dei devoti faremo avremo un momento di confronto molto sereno come sempre, perché è il mondo dei devoti quello che guida poi di fatto i ritmi della processione. Quello dei ritmi e dei tempi, quindi avete sentito, sarà uno dei temi sul tavolo nel dialogo tra le due teste della festa, la Curia, il Comune e il popolo dei devoti, festa che quest'anno veniva osservata anche da un osservatore speciale, e cioè il comitato che ha candidato la festa a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che significa valorizzazione, salvaguardia, ma anche che gli occhi del mondo ci guardano, e questo è molto importante, che non significa cristallizzare questa festa così spontanea, festa di popolo, ma significa comunque dare delle regole, come già si sta tentando. Nel frattempo gli spazzini sono già al lavoro qua a Piazza Duomo, come stanno partendo tutte le operazioni di pulizia della città, che piano piano ritorna alla normalità. Da Piazza Duomo è tutto, lancio il servizio e poi la linea può tornare alla regia. Passata la Santa e passata la festa, l'obiettivo, come ogni anno, è ripulire le strade percorse da Sant'Agata nel suo lunghissimo e lentissimo giro interno. Tonnellate di cera e segatura sono già in fase di rimozione per opera della Gema, che gestisce la raccolta dei rifiuti nell'8 centro con un imponente spiegamento di uomini e mezzi. È un impegno straordinario, noi abbiamo circa un centinaio di uomini che lavorano in straordinario e nel limite del possibile non stop. Abbiamo impiegato diversi mezzi, abbiamo attualmente impiegati per la rimozione 3 Bobcat e un ragnetto, in più abbiamo diverse scarse scarrabili, nonché mezzi compattatori e un numero in questo momento indefinito di costipatori che stanno girando sulle aree per la pulizia anche delle aree limitrofe a quelle di via Etnea e di via Caronda. Transenne e strada off limits fino a cessate esigenze in via Caronda, dove i Bobcat lavorano per rimuovere montagne di segatura e rifiuti di ogni genere, prevalentemente bottiglie di plastica e lattine. Si lavora senza soste anche in piazza Cavour, con le spazzatrici impegnate ad aspirare la segatura per poi procedere allo scioglimento della cera, che in alcuni casi viene rimossa anche manualmente con l'utilizzo di pale. Sul fronte della viabilità, il primo step sarà la pulizia e la contestuale riapertura al traffico di via Etnea all'altezza di piazza Cavour. Sicuramente nella giornata di oggi non riusciremo a fare questo, anche perché occorrerà fare il grip test prima di aprire, però contiamo insomma di poterlo fare nel più breve tempo possibile. Per tornare alla normalità serviranno alcuni giorni e un po' di pazienza. Voltiamo pagina, andiamo a Niscemi. Oggi c'è stata la visita del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per il dissesto idrogeologico, Giuseppe Bicchielli. Per noi c'è in diretta Gerry Italia. Allora Gerry, qual è la situazione? Allora partiamo dai primi dati tecnici, perché si è appena concluso l'ennesimo sopralluogo aereo da parte dei vigili del fuoco sul fronte frana. È un sopralluogo finalizzato a capire se in queste ore si potrà innanzitutto riaprire al recupero per quei residenti che stanno
proprio alle mie spalle, nei primi 150 metri della frana, all'inizio proprio della zona rossa. Mentre invece domenica dovrebbe arrivare una nuova squadra di vigili del fuoco che dovrebbe incominciare a valutare la possibilità di arrivare a 5-10 metri al fronte frana per iniziare, ovviamente solo i vigili del fuoco, qualche operazione di recupero. Oggi purtroppo è caduto un altro pezzo delle fondamenta alla biblioteca Marziano e come stiamo vedendo dalle immagini è arrivato questa mattina Pino Bicchielli, che è il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico. Ha voluto fare un sopralluogo proprio in zona rossa, come stiamo vedendo, assieme al sindaco Massimiliano Conti, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia. Pino Bicchielli ha detto che Niscemi non è un caso isolato, perché sono circa il 94,5% dei comuni italiani ad avere rischio di dissesto idrogeologico e tra l'altro sono tantissimi comuni a rischio frana. Secondo Bicchielli, analizzare Niscemi, analizzare il caso Niscemi significherebbe trovare la cartina di tornasole per poter intervenire successivamente rispetto agli altri comuni che hanno lo stesso rischio di Niscemi. Ma sentiamo cosa ha detto alla fine del sopralluogo. Io sono venuto soprattutto per dare la solidarietà della Commissione, di tutto ovviamente i miei colleghi della Commissione, al Sindaco e alla comunità di Niscemi. Ma a noi quello che interessa molto è capire come possiamo aiutare dal punto di vista parlamentare e legislativo un sistema che purtroppo troppe volte si blocca. Voi l'avete visto, troppa burocrazia. Troppi anni passano per fare opere che poi all'improvviso diventano necessarie e urgenti. Le risorse arriveranno, ci saranno, il governo su questo ha una grande attenzione, ma dobbiamo assolutamente evitare anche le duplicazioni di competenze, che molte volte poi sono il vero problema per risolvere i problemi. Questo Bicchielli, che sostanzialmente ha detto che ci sarà una inchiesta parallela rispetto all'inchiesta giudiziaria che invece sta facendo la Procura, un'inchiesta che entrerà nel vivo la prossima settimana. Ieri la prima riunione con il pool di esperti dell'Università di Palermo e il procuratore Vella. Si vuole andare a fondo per cercare di capire le cause e le responsabilità soprattutto della frana di Niscemi. L'ultima notizia è che sono stati quasi ultimati i bypass delle due provinciali che erano rimaste chiuse a opera dell'esercito, della brigata militare e della brigata Aosta, e dovrebbero essere pronte già la prossima settimana. Da Niscemi per adesso è tutto e vi restituisco la linea. Grazie a GR Italia. Le orme nel bosco e l'analisi delle celle telefoniche per risolvere il giallo dei 3 cacciatori trovati morti a Montagna Reale, siamo nel Messinese. E intanto il racconto dell'unico indagato non convince gli investigatori. Desiree Ferlito. La verità sull'omicidio dei 3 cacciatori a Montagna Reale potrebbe essere nascosta nell'analisi delle celle telefoniche agganciate il 28 gennaio dallo smartphone dell'unico indagato, il bracciante agricolo di 50 anni amico di Gatani, una delle 3 vittime. Gli inquirenti sono al lavoro per dare un nome agli 8 dispositivi agganciati la mattina del triplice omicidio nella zona. Se ci fosse l'utenza dell'indagato significherebbe che era lì al momento dell'omicidio e il suo racconto verrebbe smentito. Non molla la presa degli investigatori su di lui. I RIS di Messina stanno confrontando le decine di impronte rilevate nel bosco, dove sono stati trovati i corpi di Antonio Gatani e dei fratelli Giuseppe e Davis Pino, con quelle degli stivali sequestrati nell'abitazione dell'uomo. Il terreno particolarmente fangoso in quei giorni potrebbe aver favorito la comparsa di impronte. Gli specialisti dell'Arma si sono concentrati su quelle attorno ai corpi delle 3 vittime, in particolare di Gatani e Davis Pino. I 3 cadaveri sono stati trovati a distanza di 30 metri uno dall'altro. Le impronte vicine al corpo di Davis Pino, il più giovane dei fratelli, hanno un doppio valore alla luce di quanto stabilito dal medico legale. La vittima è stata colpita 2 volte, la seconda a distanza ravvicinata. Quel che è certo è che il racconto dell'indagato non convince gli investigatori e che sono ancora troppi i punti oscuri attorno a questa vicenda. Slitterà probabilmente di 2 anni la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Il Consiglio dei Ministri ha confermato l'intenzione di realizzarlo, ma sulla nomina dell'esecutivo è già polemica politica. Sentiamo Manlio Viola.
Il ponte sullo stretto si farà, ma l'intero cronoprogramma slitta di 2 anni. L'avvio dell'opera potrebbe avvenire non più nel 2026 ma nel 2028. Il Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri ha confermato l'intenzione di realizzare l'infrastruttura, ma ha rivisto il programma introducendo 3 fasi di confronto con la Corte dei Conti per superare i rilievi dei magistrati contabili. Al tempo stesso ha spostato in avanti il finanziamento. 780 milioni di euro previsti quest'anno sono stati spostati in finanziaria su altri fondi di spesa, ma verranno recuperati con finanziamenti da 320 milioni nel 2032, da 460 nel 2033. Nessun disimpegno delle somme invece per destinarle ai danni del ciclone Harry e alla frana di Niscemi, come chiede insistentemente la sinistra. Immediata la bufera politica. Per il Movimento 5 Stelle è l'ennesima presa in giro. L'opera non si farà mai e si spostano in avanti le scadenze per arrivare alle elezioni, con la chimera del ponte ancora attiva. Per il PD il tentativo di forzatura è stato sventato e il governo ha dovuto rinunciare sia al commissario straordinario che alla norma che comprimeva i poteri della Corte dei Conti. Dovrà confrontarsi con i magistrati contabili. Ma il ministro Salvini insiste e nega che lo slittamento sia pari a 2 anni. Abbiamo recuperato in 3 anni e mezzo di lavoro un ritardo di anni sul ponte e la sua realizzazione. I passaggi imposti dalla Corte dei Conti non sono richiesti da alcuna legge, ma li faremo ugualmente. Si tratterà di uno slittamento di qualche mese, non certo di 2 anni. I carabinieri di Catania hanno fermato un 27enne che aveva nascoste addosso 2 dosi di cocaina e 2.000 euro. Da una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno scoperto nella sua abitazione a Vaccarizzo, nel catanese, quasi 1 chilo di cocaina, nascosta appunto nel cassetto di un mobiletto della cucina. La droga sul mercato avrebbe fruttato guadagni per più di 50.000 euro, poi destinati ovviamente sarebbero arrivati a organizzazioni malavitose sul territorio. E dopo 3 giorni continua a bruciare l'impianto di trattamento dei rifiuti plastici di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. I vigili del fuoco sono ancora in azione per spegnere i focolai che sono stati alimentati la scorsa notte dal forte vento che si è abbattuto nel capoluogo in provincia. Breve pausa e poi dopo ci occuperemo perché sempre più giovani sono dipendenti da alcol e droga. Allarme dipendenza in Sicilia, soprattutto tra giovani e minori, da internet all'alcol, dalla cocaina al crack. 17.000 i pazienti presi in carico dai servizi territoriali in Sicilia. Veronica Barbarino. Dipendenza da internet e videogiochi, dipendenza affettiva, ludopatia, abuso di alcol, cocaina e crack. Sono le nuove forme di disagio, con capofila alcol e sostanze stupefacenti in crescita soprattutto tra i giovani. In Sicilia, secondo gli ultimi dati, sono circa 17.000 i pazienti presi in carico dai SERD. Tra i 14 e i 19 anni, infatti, l'alcol apre la porta d'ingresso alle dipendenze, in 80 casi su 100. A seguire l'uso di cannabis, cocaina e crack. Abbiamo registrato un peggioramento nella diminuzione dell'età di consumo e nella tipologia dei consumatori, che sono tantissimi policonsumatori, un consumo che si è diversificato negli ultimi anni e che ha creato una cosa fondamentale, e cioè che i ragazzi sono più disregolati, entrano in crisi più facilmente. È emergenza crack in tutto il territorio siciliano. Nelle grandi aree metropolitane il consumo è spesso di gruppo, mentre nei centri minori è soprattutto domestico, come a Ragusa, dove il 90% dei pazienti attualmente seguiti nei SERD consuma crack e cocaina individualmente o in coppia. Complessivamente facciamo all'incirca 590 nuovi utenti ogni anno. I numeri vedono negli ultimi anni un aumento importante di minori e questo aumento di persone che richiedono il nostro aiuto per cocaina e crack, che non c'è stato mai. Un quadro poco rassicurante, dove però prevenzione, presa in carico precoce tra SERD, centri di pronta accoglienza e comunità terapeutiche possono fare la differenza. Il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello della Procura contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta degli arresti domiciliari per una delle accuse contestate all'ex governatore della Sicilia Salvatore Cuffaro, coinvolto in un'inchiesta su comitato d'affari che gestiva concorsi pubblici e nomine dei manager nella sanità.
Ci occupiamo adesso di raccolta differenziata, il report di Lega Ambiente, in parte boccia appunto la Sicilia, maglia nera per Palermo e Catania, va bene invece per Messina, che è la prima nell'isola per numeri e la sesta in Italia. Marco Gullà. Brusca frenata. La Sicilia che ricicla, che in un arco temporale di 6 anni era riuscita a passare dal 29,52% al 55,20% di raccolta differenziata, fa registrare nel 2024 uno stop, certificato non solo dallo striminzito aumento dello 0,67%, ma anche dal numero dei comuni siciliani al passo con l'obiettivo del 65%. Altro dato in controtendenza rispetto agli anni precedenti è quello dei comuni rifiuti free, cioè quelli in cui la produzione di rifiuti indifferenziati in capo ad ogni abitante è inferiore ai 75 kg. Nel 2020 erano stati 33, poi nel 2021 erano diventati 55, nel 2022 il totale era passato a 80 e nel 2023 a 98. Nel 2024 il totale invece è cresciuto di una sola unità. Le note dolenti permangono quelle delle città di Palermo con il 17,31% e Catania con il 33,55%. Da sottolineare invece la costante crescita di Messina, che dal 55% passa al 58,57%, risultando prima in Sicilia e sesta in Italia fra le grandi città per percentuale di differenziata. Per Lega Ambiente la frenata della Sicilia sulla raccolta differenziata è il frutto avvelenato di una campagna di propaganda miope incentrata esclusivamente sulla costruzione di inceneritori. Breve pausa e poi la pagina dello sport, il calcio con gli impegni di Palermo e Catania. Per il calcio domani alle 17:15 Palermo in campo al Barbera contro l'Empoli, probabile l'esordio dell'ultimo arrivato Dennis Johansen. Marco Gullà. Continuità è quella che il Palermo vuole perseguire per mettere pressione alle prime in classifica. Domani pomeriggio contro l'Empoli al Barbera i rosenero vogliono centrare un'altra vittoria per approfittare dello scontro diretto tra prima e seconda della classe, Frosinone-Venezia. Al Barbera ci sarà anche il ritorno da ex di Alessio Dionisi, tecnico dei toscani. Per lui è eufemismo questo, non ci sarà una grande accoglienza. Inzaghi sa bene che febbraio è un mese cruciale per il campionato. Il Palermo è ancora aggrappato al treno della promozione diretta, ma non può permettersi passi falsi. Subito spazio al principale rinforzo del mercato invernale. Johansen è pronto a fare il suo debutto da titolare, favorito dall'assenza per squalifica di Palumbo. Magnani dovrebbe rientrare tra i convocati. In settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo. Ancora ai box invece Rui Modesto fermo per un problema fisico. Il suo rientro è previsto tra una decina di giorni. Assieme a Johansen sulla tre quarti dovrebbe esserci Gyasi in leggero vantaggio sull'Eduaron. In difesa conferma per il trio Peda, Bani e Ceccaroni. Empoli con Ilie, Spendi e Popov in avanti. Domani fischio d'inizio alle 17:15. Venerdì di riposo per il Catania che tornerà ad allenarsi domani mattina. Martedì prossimo appuntamento di campionato al Massimino contro l'Audace Cerignola. Sergio Colosi. Venerdì di insolito riposo per il Catania. Il rinvio del derby contro il Trapani a mercoledì 18 febbraio ha spinto il tecnico toscano a cambiare programma. Così la squadra tornerà ad allenarsi sabato, proseguirà domenica e lunedì la rifinitura. 3 sedute di mattina in vista dell'incontro di martedì prossimo alle 20:30 al Massimino con l'Audace Cerignola. Per il Catania il Tour de Force, turno infrasettimanale compreso, è soltanto rinviato di qualche giorno rispetto alle altre formazioni. I rossazzurri infatti sabato 14 febbraio giocheranno il derby al De Simone con il Siracusa, prima di quello casalingo contro il Trapani, 2 avversari disperati in attesa delle rispettive penalizzazioni. Complessivamente 3 sfide in 9 giorni per chiarire meglio il futuro e mettere in pratica la voglia di riscatto maturata nello spogliatoio dopo lo stop di Potenza con il Sorrento. Catania è chiamato a riprendere la corsa in attesa degli scontri
incontri diretti di marzo. Contro il Cerignola pronto al rientro Casasola, mentre non ci sarà Miceli, fermato per una giornata dal giudice sportivo. Carnielutti potrebbe agire da centrale, con Celli e Ierardio Allegretto ai lati. Non si escludono novità a centrocampo in attacco, perché l'ultimo Catania non è proprio piaciuto. Dopo l'analisi ora servono i fatti, anche perché il Benevento non sembra dare segnali di cedimento. È tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.